No, perché a causa del suo recente infortunio, ricordiamolo perché nell'ultima partita, nella 38esima, non giocò Buongiorno, non prenderà parte al ritiro di pre-season. Il Napoli, difensore del Napoli, dopo i test che è andato così, i test hanno mostrato che serve un consiglio medico per capire se si deve operare al ginocchio. Cominciamo. È un terremoto, cioè a me non piace terremoto, tira una bomba, un missile, alcuni termini è meglio non usarli, però ti svegli, l'infortunio di Buongiorno, Canonico non è più il medico sociale del Napoli, arrivano tutte le convocazioni. A proposito, benvenuti i nuovi che si sono iscritti, grazie a tutti i vecchi iscritti che nei commenti mi avete segnalato tutti quelli che nel video di ieri io non avevo beccato nel momento in cui faccio il video. Poi mi rendo conto di Neres, poi escono altre fotografie, Anghissà, eccetera, eccetera. Ma l'argomento del giorno è sicuramente le condizioni di Buongiorno e quello che poi comporta non solo in termini di mercato, perché a questo punto tu devi pensare, lo dobbiamo fare, un difensore aveva senso cercare Ghila, se poi sapevi già di queste cose, fai 1+1, di solito esce 2, però poi se leghi anche questo con l'allontanamento di Canonico e che se il problema era Canonico contro Conte e Conte non c'è più, Canonico avrebbe potuto restare e invece non resta e viene sostituito come all'epoca fu sostituito il dottor De Nicola. Mettiamo tutto, cerchiamo di fare una ricostruzione completa spostandoci da questa parte per capire che cosa sta succedendo. Io poi ho fatto anche un bel recap di tutti i giocatori, guardate quanti ne sono, è una cosa incredibile, ma andiamo per ordine. Il nuovo medico è Gennaro De Luca nello staff già da anni, non c'è uno stravolgimento nell'adozione di un nuovo metodo di lavoro dopo le tensioni dello scorso anno. Già questa frase del napolista, non c'è un nuovo metodo di lavoro, già mi fa ragionare su una cosa, perché quando De Nicola fu sostituito da Canonico, non so se usa gli stessi metodi di quando lavorava con me. Allora, specialmente per quanto riguarda poi delle professionalità e delle cose, si sentono un sacco di frasi fatte. Perché sei un medico importante a Napoli, il rispetto del ruolo e delle cose, poi è capace che si faccia una telefonata, io ti ho sempre trattato. Va bene. Noi che ne possiamo sapere, noi poveri mortali, noi al massimo possiamo pensare meglio un terzino rispetto a un altro, ma proprio e comunque di solito sbagliamo. Nelle professionalità dovremmo stare molto calmi, però io ricordo quando eravamo un canale così piccino, tipo 2000 iscritti, una cosa del genere, io mi ricordo che facemmo una petizione firmata da un sacco di gente che ci chiedevamo perché Napoli hai allontanato il professor De Nicola. Eravamo un'eccellenza per quanto riguarda gli infortuni e la prevenzione degli infortuni. Il dottor De Nicola rappresentava proprio a livello europeo uno che si prendeva i giocatori uno per uno e dice tu devi mangiare in questo modo, tu evita di fare dei sovraccarichi su questa cosa. Teneva anche delle intuizioni e delle cose, ce lo ricordiamo benissimo in che forma stava Higuain e quando poi non ha avuto più De Nicola in che forma è andato. Da quando De Nicola non è più il nostro medico, abbiamo vinto anche 2 scudetti con Canonico, non è che ci scagliamo contro Canonico, però questo è un articolo del 2021. I tanti infortuni stanno penalizzando il Napoli nella gestione della rosa e mancano ben 5 titolari all'appello. Infortunato anche Lobotka, dando una vera e propria grana per Spalletti, che dovrà pensare a un cambio modulo per sopperire alle tante assenze. Conte. Mister, è stato chiarissimo, la dobbiamo salutare, ma le chiedo solo in un flash, Buongiorno, come sta? Io? Buongiorno. No, buongiorno Alessandro, buongiorno. Macellaio, le macerie, uno che ha distrutto una rosa, Rongoni, il preparatore di Garcia, gli infortuni, Spalle, uguale, proprio uguale, noi teniamo la memoria dei criceti. Canonico stava con me, non so se usa le stesse metodiche di prevenzione che usavamo prima, la responsabilità sanitaria dissero, io l'ho letto,
che era affidata a un medico romano, io non so se è sfortuna o meno, potrebbe essere biomeccanica, ne parlavo in tanti convegni, perché se uno ad esempio la iperlordosi lombare manda il bacino in avanti e il muscolo flessore si tira, te ne accorgi guardandolo dopo tanti anni. Vedendolo correre posso già dirti che a che infortunio può andare incontro. I medici attuali non lo sanno. Credo serva esperienza. Questo era il 2021 e quando noi abbiamo parlato di Buongiorno, che ci sembrava, anche l'anno scorso ha avuto gli stessi problemi, ha avuto dei problemi anche il primo anno che l'abbiamo comprato, ha fatto poche partite rispetto a quello che ci potevamo aspettare. Partite buone, però se poi non ci puoi fare affidamento diventa un problema. E quello che, senza saperne leggere né scrivere, questa è l'intuizione che uno può avere, intervistando poi dei dottori e degli specializzati, il modo in cui corre, il modo in cui la postura così, sembra sempre che sta al limite, perché a volte abbiamo fatto vedere proprio che cadeva da solo, e quindi ti viene il dubbio, dice può essere che stia sovraccaricando da una parte per compensare uno squilibrio, eccetera eccetera. Questo problema di Buongiorno apre a questi scenari. Tornando ancora più indietro, standoci da questa parte, questo è il 2019, De Nicola, Napoli in ritiro, si parlava così, una mazzata per i giocatori, stavolta non hanno retto perché il ritiro stress. Al mio addio i risultati del Napoli non sono stati eccezionali, ma chi mi ha sostituito ha continuato nel nostro progetto. Se fossi rimasto io i risultati magari sarebbero stati gli stessi. Lui non dice sono io l'unico così, ma non la gestione. Così l'ex responsabile sanitario del Napoli, Alfonso De Nicola, a Radio Marte. Al posto mio c'è il professor Canonico che si occupa di medicina dello sport. Si trova per la prima volta ad essere responsabile di uno staff ben allestito e fatto da professionisti. Questo è quello che sta per accadere con Gennaro De Luca, perché hai deciso di cambiare, hai individuato, può essere un problema, non ti è piaciuta la gestione, benissimo. Così come De Nicola fu sostituito da Canonico, adesso Canonico viene sostituito dal suo vice. Speriamo bene, che ne sai? Che ne posso sapere? Magari con Allegri si allenano molto di meno, stressano molto di meno i muscoli, le cose, le giunture, stanno più tranquilli e non si fanno niente. Non si può sapere, perché poi insieme devi mettere tutta una serie di cose, diversa preparazione, diversa richiesta anche tattica. Una cosa è andare a pressare in avanti, una cosa è se aspetti tutti a blocco basso. Quindi non possiamo sapere quale sarà il futuro, però uniamo i punti, mettiamo i puntini e poi li uniamo. Di conseguenza, questi sono i giocatori che il Napoli ci fa sapere che sono arrivati a Di Maro, raccogliendo varie anche informazioni tra account X, Calcio Napoli 24 ed altri. Io ho fatto questo schemetto perché non c'è neanche Turi, c'è Pugliese. Io ho messo in piccolino giocatori che poi fanno parte della primavera, insomma si vedono, non si vedono. Qualcuno è stato aggregato tipo Iaccarino, Garofalo, Baretin, visto che qua in questo momento senza Olivera che deve fare le vacanze e senza Buongiorno, in questa zona non hai a tutti gli effetti un braccetto di sinistra. Ci devi adattare Marianucci, che dice no, adesso è stato chiamato Marianucci, ma Marianucci doveva esserci per forza, a meno che non l'hai già venduto. Ma questo è un altro paio di maniche. Quindi questa è la situazione. Raccomari, Raffa Marin, Beuchema, e a questo punto io scalo Di Lorenzo qui tra i braccetti perché ci manca Buongiorno e non sappiamo che cosa succederà con lui. Di conseguenza la fascia destra Politano Mazzocchi. Oggi è intervenuto anche il direttore sportivo del Catanzaro, che ha detto no, non c'è nessuna trattativa con Favasuli, però a Manna piace, quindi vediamo, piace a molte squadre, le solite cose che dicono tutti. Vergara, Anghissà, e Anghissà mettete un asterisco, così come lo dovete mettere su Neres. Lobotka, Asa, Foloruncio, Iaccarino, Gutierrez, Spinazzola, Baridò insieme a Pereira sono stati aggregati. Alisson Santos, Rau, Prisco, Luca Oilund, Neres, Giovane, Lindstrom. Sembra quasi che sai, poco. Allora, questi sono i giocatori insomma un pochino più grossi. In questa zona qua, in basso a destra, quelli che hanno diritto a un po' di riposo: McTominay, Lang insomma una pattinina, però vabbè. McTominay, Lang, Olivera, De Bruyne, Lukaku, Gilmour si è aggregato ma è infortunato, e Buongiorno è infortunato, quindi non è aggregato. In quest'altra zona sono quelli che dovrebbero uscire quasi sicuramente.
tra prestiti, tra situazioni di primavera, alcuni giocatori sono giovanissimi, avevo letto anche di questo Melnik, non conosco, Cioffi, Davino, De Chiara, Shdira, si parla anche del Padova, Zerbin, Caiuste, Gambardella, Colisaco, Russo, Ambrosino, Ngonghe, Vigliotti, Esposito, il nuovo talento che è stato preso da Sorrento, Camelio, Sgarbi. Questa dovrebbe essere tutta la rosa incredibile, aggiungendo anche giocatori che non rientravano in quei famosi 47, perché il Napoli non li cita nemmeno, ma se vai a raccogliere tra primavera e giocatori che devono andare in prestito risultano. Quindi altro che quello che vi dicevo ieri, non ho visto Politano, ci stanno le foto di Politano, forse le avevo bloccate dalla memoria per motivi così, ma anzi si deve fare super affidamento al nuovo Saelemaekers, perché quella zona tra lui e Mazzox e Di Lorenzo deve essere arretrata. Poi dipenderà tutto se vuoi giocare, se stai nella moria delle coppe, può anche essere che devi passare a 4, anche perché in qualche modo tu devi valorizzare questi giocatori qua. Alisson Santos, Neres, Giovane, Neres e Anghissà rappresentano gli stessi dubbi che avevamo per Buongiorno, anzi sono dubbi, visto che Buongiorno ogni tanto ha stretto i denti e comunque è andato in campo, poi alla fine Guanget, meno male c'era Guanget, mentre Neres sappiamo come è andata a finire, Canonico lo dichiarò abile e arruolabile, fu rimesso in campo ed ebbe la ricaduta o un altro problema. Anghissà sapevamo che doveva recuperare, sono subentrati altri problemi, l'abbiamo rivisto in campo qualche minuto, poi è ritornato in panchina perché non in grado di reggere i ritmi partita. La speranza è che stiano benissimo e che tu ci puoi puntare, perché Neres in Serie A fa la differenza, Anghissà in Serie A fa la differenza, ma se non stanno al 100% tu devi sperare che possano trotterellare in ritiro e magari metterli sul mercato, perché altrimenti non puoi partire con una squadra che Buongiorno l'hai dovuto dire per forza pubblicamente, perché non lo avresti visto correre a Di Maio e ti saresti fatto delle domande. Adesso dobbiamo capire Anghissà e Neres, altrimenti non si può fare. E per quanto riguarda Alisson Santos, io guardo i mondiali e guardo i giocatori che puntano l'uomo, per esempio Nusa, questi giocatori entusiasmanti così. Alisson Santos è proprio quel giocatore là, io ci costruirei la squadra intorno, perché poi è quello che ti crea la superiorità. Se Allegri lo lascia giocare così come Conte gli aveva chiesto, punta, io mi arrabbio solo se sei timido, anzi hai la possibilità di superare l'uomo, una continuazione, ogni 2 dribbling uno è riuscito per Alisson Santos, tu ci devi puntare. Ma lui punta agli avversari e tu ci punti, perché non è che ci saranno trame di gioco alla Fabregas è uscito, l'ha detto proprio il presidente del COP, che l'hanno chiamato e lui ha detto di no. Ve lo dissi che avevo questa speranza, insomma in quel momento, quando avevamo capito che Conte non avrebbe continuato, il fatto che De Laurentiis avesse considerato anche Fabregas mi lasciava speranzoso, insomma, di un'idea di un Napoli più moderno, più propositivo. Bene che insomma De Laurentiis abbia provato, perché vuol dire che lo aveva individuato come profilo interessante, super interessante. Onestamente non benissimo che invece non prendi lui, prendi uno molto diverso che ovviamente ti dà altri vantaggi, perché se Fabregas lo devi anche proteggere da metà della stampa, che poi se sta a Napoli Fabregas diventa uguale a De Zerbi, uguale a Italiano. Allegri in teoria si difende da solo e quindi questo è il tuo vantaggio. Così come fu quando avevamo Kvara e Neres e abbiamo visto in 2 o 3 partite quanto potevano essere devastanti insieme. Io spero un giorno di poterli vedere insieme, Neres e Alisson Santos. Io credo che le difese avversarie vadano in grossa difficoltà se poi devono difendere 2 giocatori che hanno entrambi la capacità di saltare l'uomo e di essere imprevedibili, e là Alisson Santos, Neres, Højlund al centro. Io penso che è un attacco potenzialmente di grande livello europeo. Ovviamente lo devi sostenere con il resto della squadra che sa quello che deve fare, non diventi dall'oggi al domani il Paris Saint-Germain, però in teoria hai giocatori che possono farti la differenza anche in base al resto della squadra che hai, perché se poi ti metti 3-5-2 questi giocatori qua è difficile poi valorizzarli. Leggo dal gruppo Telegram di chi mi dice che la quantità di persone che chiede perché non ci siano Lukaku, KDB, Olivera è assurda, ed è per questo che io non devo dare per scontato che tutti sappiano tutto. C'è anche gente che segue il Napoli in maniera molto, o l'hanno appena cominciato a seguire, oppure proprio senza proprio, siamo noi
io con voi, quelli là più affezionati, più ossessionati, che sappiamo ogni movimento, morte, miracoli, tutto, e quindi per noi è naturale. E invece se qualcuno si chiede ma dov'è McTominay, vuol dire che, non dico che siete occasionali, ma non siete proprio sul pezzo come noi. E allora io mi rivolgo anche a quello che magari ogni tanto gli viene lo fammi vedere che succede al Napoli il resto della sua vita e tranquillamente, perché uno non deve essere per forza 24 ore su 24. Va bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate un like di speranza che non escano altre cose e che l'idea è sempre quella là. Neres e chissà, sono i miei chiodi fissi. E capiamo se sul mercato si fa qualcosa. Per quanto riguarda la difesa e la fascia destra, ancora una volta, perché in questo momento certo non penso che puoi andare vabbè ci arrangiamo con Marianucci o Baretin, non penso proprio. Poi passi a 4, un altro paio di maniche. Da New York ve l'ho detto, voi avete lasciato il like, statevi bene.